Ieri, il giorno dell'ultimo saluto a Massimo Aliseo, il 28enne operaio deceduto sul lavoro in seguito allo scoppio di una bombola di ossigeno, avvenuto nella zona industriale lo scorso 2 gennaio all'interno della Medical Gas Criogenici, società per la quale lavorava come operaio. La chiesa Sacro Cuore di Gesù al quadrivio Spinasanta di Agrigento, gremita di gente, parenti e amici, non hanno trattenuto le lacrime per una tragedia improvvisa che ha stroncato una famiglia. Presente anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. La bara, portata in spalla dai tifosi dell'Acragas, quelli della curva con cui l'operaio originario di Canicattì e padre di 2 bambine, una nata da pochissimo, era solito condividere gioie e dolori. Cori, palloncini, fumogeni, uno striscione hanno accompagnato il giovane tifoso sino all'ultima dinora, intonando una promessa. Sul fronte giudiziario va detto che l'autopsia disposta dalla Procura, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo e iscritto 3 persone nel registro degli indagati, è stata effettuata l'altro ieri pomeriggio dal medico legale che ha ricevuto l'incarico. Ci vorrà tempo prima che risultati ufficiali e definitivi giungano sui tavoli dei magistrati che stanno procedendo a tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro mortale.